Zanzi, ma secondo te perché la chiamano le Hawaii d'Europa? E che cavolo ne so io? E che a me me lo chiedi? Ciao bellissimi, sono le 2 di notte, siamo in aeroporto e mi sto divertendo un sacco. Quando Nazario mi ha invitato a percorrere il perimetro di Lanzarote insieme a lui, non immaginavo che avrei iniziato a camminare dopo una lunga nottata in bianco. Ma ormai ci siamo. Zanzi, ma secondo te le Hawaii hanno un clima come questo? Le Hawaii? Sì. Alle Hawaii ci sono i guai. Siamo ancora solo nella prima parte dell'isola, nell'area sud-orientale, però Nazario mi fa notare che gli ricorda più la Sardegna che le Hawaii. Effettivamente me le aspetterei molto più verdine e con montagne molto più verticali. Partiti dall'aeroporto di Arrecife abbiamo deciso di affrontare l'isola girando in senso orario. Abbiamo superato rapidamente Puerto del Carmen e siamo arrivati velocemente su una zona di scogliere dove il saliscendi è infinito e le scogliere sono marroni con tanti sassi. Direi che la prima cosa che mi ha colpito sono state la mancanza totale di vegetazione e anche la temperatura. Sì, 16 gradi sono tanti per essere il mese di febbraio, ma sono meno di quanti me ne aspettassi pensando alle Canarie. Ovviamente questo non ha infastidito Nazario. Raggiungendo il lato sud dell'isola il paesaggio diventa un po' più particolare, però ancora non è così esotico, ci ricorda molto casa. Superiamo Playa de Papagayo, una spiaggia molto famosa a Lanzarote, apprezzata soprattutto dai naturisti, e rapidamente raggiungiamo la nostra seconda cittadina, Castillo dell'Aguila, seguita da Playa Blanca, entrambe estremamente bianche e caratteristiche dell'isola. La seconda tra l'altro sormontata da un bellissimo vulcano, la Montagna Roja, che superiamo e raggiungiamo il punto più a sud-ovest dell'isola, il faro di Punta Pechiguera. Ok Zanzi, è il terzo giorno. Hai trovato delle somiglianze con le Hawaii in queste isole per adesso? E anche qui, come alle Hawaii, ci sono i guai. Strutture che cadono a pezzi e pezzi che cadono a strutture. Sì, in realtà c'è ancora poco da raccontare. Siamo nella zona sud-ovest dell'isola. Abbiamo superato il faro, il punto più vicino all'isola di Fuerteventura, e a parte il colore della terra che è diventato molto più nero, quindi molto più vulcanica, non ci sono ancora grandi cose, si vede un vulcano in lontananza, ma probabilmente tutte le meraviglie di César Manrique e tutte le spiagge più conosciute e i punti panoramici sono più a nord. Per parlare di César Manrique e delle sue meraviglie in effetti ci vuole ancora un po', ma i punti panoramici non sono così distanti. E man mano che proseguiamo verso nord, ci rendiamo conto che ci stiamo avvicinando sempre di più al parco naturale del Timanfaya, ossia un'enorme distesa di vulcani e lava solidificata. E ce ne rendiamo effettivamente conto quando raggiungiamo le saline del Hanubio, dove troviamo la nostra primissima spiaggia nera.
Ed è questa la visuale che ci preannuncia una grandissima sfida. Ora dovremo percorrere 40 km di costa camminando su terreno vulcanico. Beh, che dire, il parco naturale del Timanfaya è stato veramente spettacolare, sembrava di essere nella preistoria. Non so se alle Hawaii ci sono posti così, dato che anche loro hanno i vulcani, ma camminare per chilometri e chilometri sulla lava pietrificata è stato unico, spettacolare, un po' difficoltoso, in particolare per la durata e anche perché appunto il terreno è ricoperto di ciottoli, di pezzi di lava spaccati, quindi ci ha rallentato tantissimo il passo, però la sensazione è fantastica. Ed è così che dopo 2 giorni... Dov'è il percorso? Ed è così che dopo 2 giorni interi passati in mezzo alle rocce vulcaniche abbiamo visto all'orizzonte un piccolo paesino. La sfida del parco naturale del Timanfaya è terminata. Adesso però se ne presenta un'altra. Il cielo è giallino e c'è una nebbia molto densa. Scopriamo che si chiama Kalima, si tratta di un misto di polvere e sabbia del Sahara. Piscine naturali, distese di lava, sabbia del Sahara. Che cos'altro dobbiamo aspettarci da quest'isola? È il 6° giorno e abbiamo quasi raggiunto la parte nord-ovest dell'isola e siamo quasi giunti sulla spiaggia di Famara, che è famosissima per il surf. E quindi stavo pensando che potrebbe essere anche questa una similitudine con le Hawaii. Siamo a 4 settimi dell'isola. E quanto ti fa pensare alle Hawaii? Ma ancora per niente. Sinceramente, ieri c'era la nebbia e il vento forte. Dove stanno le Hawaii qua? Sembra quasi una risposta alla domanda di Zanzi quando raggiungiamo la Playa de Famara, una lunghissima baia di sabbia protetta da delle alte scogliere. Pensate che tutte le scuole di Lanzarote insegnano surf qua, le onde ci sono tutto l'anno e c'è spazio per tantissimi surfisti. Ci vuole parecchio tempo per attraversarla e la continuiamo ad ammirare mentre ci arrampichiamo sulla bassa catena montuosa. E da quassù il panorama cambia completamente, ancora una volta. Ecco, qui abbiamo le palme, i vulcani, è tutto verde, le case bianche sembrano un po' più le Hawaii, no? Adesso sì. Però io dico, ok, abbiamo trovato un villaggio che somiglia un po' alle Hawaii, o almeno ci dà quella impressione. Ma qual è il bisogno di paragonarsi alle Hawaii? Cioè, è Lanzarote, punto! È incredibile come questo sia proprio il momento perfetto per iniziare a sviluppare un pensiero del genere, perché proprio ad Aria si trova la casa museo di César Manrique, una delle persone che ha contribuito grandemente alla valorizzazione delle unicità dell'isola. Siamo appena arrivati ad Aria e ci siamo fermati nella casa museo di César Manrique, che è il personaggio probabilmente più famoso e direi anche importante dell'isola di Lanzarote. Era un architetto e un artista del 1900
che ha contribuito al sviluppo turistico dell'isola, che in quegli anni era poco considerata, specialmente rispetto alle altre isole delle Canarie. Non solo, gli ha dato una filosofia vera e propria. César Manrique era convinto che arte e natura dovevano fondersi insieme in maniera armoniosa, e questo ha fatto sì che sull'isola si diffondesse una cultura di sostenibilità, di comunione con la natura stessa. È il 9° giorno sul perimetro di Lanzarote e abbiamo raggiunto un'altra delle meraviglie dell'isola. Si chiama Jameos del Agua. Praticamente dal vulcano De Corona scende un tubo vulcanico che passa sottoterra e in alcuni punti ha dei crolli. E a quanto pare il nostro caro César Manrique ha pensato bene di valorizzare questa creazione naturale creandoci delle strutture al suo interno. Ed è seguendo le impronte di César Manrique che dal punto più a nord dell'isola iniziamo a ridiscendere sulla costa est. Lasciamo la bassa catena montuosa alle nostre spalle e proseguiamo su un'altra meravigliosa scogliera. Lentamente il terreno diventa sempre più pianeggiante. Salutiamo anche le ultime scogliere e ci addentriamo in una zona urbanizzata che ci fa intendere che ci stiamo avvicinando ad Arrecife. Siamo quasi tornati al punto di partenza. Abbiamo percorso 217 km in totale e il paesaggio che ritroviamo è familiare, ma non è più lo stesso che abbiamo salutato all'inizio. Siamo arrivati alla ricerca delle Hawaii, ma ripartiamo salutando Lanzarote. Ma l'avventura non è finita. Uè, Zanzi, ma ti immagini che divertente se poi alle Hawaii si fanno chiamare la Lanzarote del Pacifico? Simo, mo non per qualche cosa. Ma quando è che te ne vai?